Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, grazie per aver sfidato questa forte pioggia. Siamo molto contenti di aver inaugurato con la mia presidenza un ciclo che abbiamo chiamato Donna Ateneo, che si occupa delle donne. E abbiamo iniziato in novembre nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, parlando di un processo per stupro che era stato fatto nel 1976, che è stato epocale per una serie di ragioni, perché ha visto un forte coinvolgimento del movimento femminista, una ragazza molto determinata, un processo non conosciuto perché tutti ricordiamo processo per stupro, ma si è dimenticato invece questo processo molto importante che è avvenuto a Verona. E abbiamo continuato l'8 marzo occupandoci della situazione di donne lontane da noi ma che noi sentiamo vicine per la situazione in cui versano, donne afghane, donne iraniane. Noi qui abbiamo conquistato molti diritti che diamo delle volte per scontati. Ci sono luoghi in cui le donne devono ancora conquistarli, o se li hanno conquistati li hanno perduti, come è stato in Iran, in Afghanistan, e sono ritornate indietro. Nella tradizione dell'Ateneo, che si occupa principalmente della storia di Venezia, non poteva mancare una storia delle donne veneziane, e io ringrazio Tiziana Plebani che mi ha proposto questo piccolo ciclo che si inserisce all'interno del nostro più grande ciclo di Donna Ateneo sulle donne del Rinascimento, ma sui mestieri delle donne, perché le donne, per le ragioni più varie, hanno collaborato e incrementato fortemente la società del tempo, facendo anche delle cose da uomini o comunque contribuendo con i loro saperi, con le loro conoscenze intellettuali o anche materiali all'evolversi della società. Alcune figure sono molto note, altre lo sono molto meno. Alcune notizie sono ormai storia, altre invece si sono sedimentate nelle pieghe, perché la storia, un po' lo diciamo, è stata la storia degli uomini. Quindi a noi piace rivedere la storia e vedere la storia delle donne, che è stata una storia importante e direi altrettanto eroica come è stata quella di tanti eroi maschi che abbiamo celebrato. Quindi grazie a Tiziana Plebani, che anche inaugurerà e sarà la relatrice di questo nostro ciclo, e buon ascolto a tutti voi. Grazie. Grazie. Grazie alla Presidente Antonella Magaraggia per aver accolto questa mia proposta che, se interesserà, ovviamente potrà continuare trattando altri periodi storici e appunto continuando questo ciclo. Adesso vedremo l'interesse. Io ringrazio invece i presenti e le presenti, perché effettivamente questa giornata non favoriva certamente l'uscire di casa e venire qui. E un ringraziamento dovuto anche a Giulio Manierelia, perché mi ha concesso l'autorizzazione di questa immagine che ho voluto, che è l'immagine del pittore Giovanni Mansueti che si trova all'Accademia. L'ho voluta proprio perché ogni tanto si dice che le donne non erano visibili nella storia, invece vedete quante donne si vedono alla finestra, che quindi in qualche modo partecipano allo spazio pubblico, ma non solo, perché espongono, come anche nelle pitture di Carpaccio, espongono
tappeti, arazzi, di cui in qualche modo parleremo. Bene, allora questo ciclo appunto io l'ho voluto a titolo appunto Rinascimento quotidiano, perché non parleremo di donne illustri. Quando si parla di Rinascimento in genere ci si riferisce a un movimento di rinnovamento culturale e filosofico che ha prodotto, come sappiamo, delle vette artistiche e anche delle figure molto conosciute, che non citerò, specialmente ovviamente in Italia e a Venezia. Allora, quale rapporto questo Rinascimento con le donne? Un bel po' di anni fa c'è stata una storica americana, Joan Kelly, che ha scritto un saggio un po' polemico, ma le donne hanno avuto un rinascimento, lei diceva quasi di no, ma invece adesso possiamo attingere a una storiografia molto aggiornata, fatta da storiche ma anche da storici, che mostrano, potremmo dire, una risposta positiva. Quindi, mentre un tempo così abbiamo accumulato, certo, volumi come Rinascimento al femminile, ma che si occupavano di donne famose, pensiamo a Isabella d'Este, Vittoria Colonna e altre di queste, o alle duchesse degli stati italiani, dei piccoli e medi stati italiani, che in effetti hanno retto questi stati quando il marito era in guerra o quando erano vedove, Bianca Maria Sforza per esempio. Quindi ci sono anche donne di potere. Ci si è occupati anche del rinascimento delle profetesse, penso agli studi di Gabriella Zari, le mistiche e consigliere dei principi, che tra la fine del 400 e l'inizio del 500 furono molto ascoltate dai principi, e poi dopo la metà del 500 ritenute invece, diciamo, menzognere, o comunque si dubitava della loro figura autorevole. Ma insomma, sempre ambiti un po' distanti, no? Un po' distanti, circoscritti ad ambienti d'élite. Quindi l'idea era appunto di spostare lo sguardo sul campo della vita economica e della vita sociale. Allora, qui mi fa piacere annunciare che qui è presente chi farà il prossimo incontro, che è Francesca Ortali. Tra l'altro, ecco, è ovvio che le persone che parleranno, le studiose che parleranno soprattutto di studi che hanno fatto, quindi in questo caso anche Francesca, che ha fatto un bel libro sulle scuole, e una parte è molto proprio dedicata alla presenza delle donne, il ruolo delle donne nelle confraternite, un ruolo quindi socialità, tessuto sociale, reti sociali. Invece Anna Bellavitis invece ci parlerà di diritti, proprietà, lavori. Ecco, invece, come dicevo, il Rinascimento non è stato solo un movimento di rinnovamento culturale e filosofico, cioè anche in questo dobbiamo pensare che era stato anche un campo di rinnovamento delle tecniche produttive, dall'edilizia alle arti decorative, una trasformazione anche dell'abbigliamento, introduzione di nuove fibre, insomma un'accelerazione di consumi che vi è testimoniata anche nelle case delle persone dei ceti medi, e grazie allo sviluppo dell'artigianato, e questo riguardò la vita di donne e di uomini anche appunto dei ceti medi. Diciamo che è interessante osservare, sono prospettive nuove di storiografia, che anche appunto i ceti medi, qui parlo sempre di donne e di uomini, hanno avuto nelle città italiane e in Venezia in primis una, diciamo, esposizione alla bellezza. Si pensi all'arte, alla decorazione delle pitture delle chiese, ma anche la decorazione dei luoghi per esempio sociali, delle confraternite, di cui ci parlerà Francesca. Quindi il Rinascimento influenzò i consumi culturali di cui furono partecipe le donne e le aspettative delle persone, tra cui sempre le donne. Ora, tutto questo nel caso di Venezia fu incrementato perché era una realtà di civiltà mercantile, un grande emporio al centro di manifatture, in parte dedicate al lusso, no? Come sapete, ma anche centro di
circolazione delle informazioni, di notizie e contenuti culturali attraverso libri, ma qui vedremo oggi molto più che libri, opuscoli, piccole pubblicazioni a stampa, e grazie alla diffusione della stampa a caratteri mobili, di cui voi sapete che Venezia divenne quasi subito la capitale europea. Un recente lavoro di una studiosa americana, Sarah Gwyneth Ross, proprio su Venezia, Everyday Renaissances, ha messo in luce come la cultura umanistica fosse penetrata negli ambienti degli artigiani, nei commercianti e di uomini dediti alle professioni, come per esempio i medici, e come i libri circolassero quindi al di fuori delle case dei patrizi. Nelle sue ricerche, tra i possessori del libro, ricerche che aggiornano di molto le note che avevamo di altri studiosi precedenti, ben il 28% dei possessori di libri sono artigiani o commercianti, e tra questi varie donne. Ora, quindi, e come dicevo prima, nelle case, tra l'altro nelle case anche dei ceti medi, come ha dimostrato le ricerche di Isabella Palumbo Fossati, vi erano per esempio quadri, vi erano oggetti, appunto belli oggetti per il gusto non solo della devozione popolare, ma anche proprio per avere questa esposizione al bello che portava le persone a voler avere oggetti belli, quindi di partecipare alla cultura della bellezza che il Rinascimento ha così largamente promosso. Quindi dobbiamo cominciare a fare i conti, a sottolineare un legame spesso sottovalutato tra il mondo del lavoro e delle attività e l'accesso all'istruzione e all'alfabetismo di diversa natura. Ora, quando noi parliamo di alfabetismo ci viene sempre in mente l'alfabetismo delle lettere, cioè alfabetico, ma in realtà esiste un'alfabetizzazione numerica e matematica. Siamo in un mondo mercantile che aveva bisogno del saper far di conto e che anche questo fa parte della cultura del Rinascimento e serviva a comprendere anche per le donne la realtà che vivevano e non solo a comprendere dove erano, ma anche a parteciparvi in maniera non passiva. Ecco, quindi quanto le donne hanno partecipato, hanno contribuito allo sviluppo, all'espansione di questo benessere che si è creato appunto nel Cinquecento, soprattutto in questo periodo di floridezza delle manifatture, di trasformazione dei costumi e degli stili di vita, è ancora poco conosciuto. Ma appunto la storiografia più recente ha mostrato, evidenziato come per esempio le donne erano in moltissimi ambienti di lavoro che una volta non immaginavamo, erano nella cantieristica, nell'edilizia, lavoravano le vele, le corde all'arsenale, lavoravano i metalli, lavoravano anche, abbiamo raffigurazioni di donne che lavorano la pietra, le vere da pozzo. Ecco, quindi donne che lavoravano e donne consumatrici di beni. Ora, quindi qual è questa relazione tra questo mondo attivo femminile e l'accesso all'istruzione, anche nella forma, attenzione, anche nella forma più elementare ma funzionale a comprendere appunto meglio il proprio contesto di vita e a interagire. Ora, per Venezia dobbiamo fare un attimo un passo indietro perché Venezia ha una situazione un po' diversa rispetto all'Europa. Il grande storico Yves Renoir, parlando di mercanti veneziani del 300-400, ha scritto che ha descritto la condizione delle donne veneziane che stavano, come sapete, per molta parte dell'anno da sole a casa perché i mariti erano fuori per i traffici per mare o erano nelle colonie. E ha concluso dicendo: si deve in parte alla somma di questi sacrifici femminili la fondazione nel Medioevo della grandezza di Venezia. Non solo parole di poco conto, no? Attribuire anche alle donne, non solo alle donne, la grandezza della civiltà mercantile. Ma questa affermazione di Renoir è stata ripresa da Alvise Zorzi e riaggiornata anche da molte studiose,
che ci hanno raccontato, cioè, tra l'altro va bene, qualche caso simile è rintracciabile nelle città portuali europee, per esempio a Marsiglia, a Barcellona, a Genova, proprio perché appunto c'era questa situazione degli uomini distanti e per mare. Cosa ha provocato questo rispetto al resto dell'Europa? Voi sapete che le donne erano considerate dal diritto irresponsabili, fragilitas sexus, eccetera, e quindi non potevano amministrare beni e avere attività, ma in funzione dei bisogni della società mercantile qui a Venezia, si adattarono questi diritti e queste consuetudini, e quindi le donne, noi troviamo molte deleghe dei mercanti alle mogli o alle madri. D'altra parte le donne stavano da sole per buona parte del tempo e quindi dovevano gestire gli affari e le imprese di casa. Quindi cosa ne consegue, è la cosa che vengo appunto al mio campo, che dovevano essere istruite almeno in parte a leggere, a far di conto e a scrivere, proprio per emettere quietanze, registri contabili e quant'altro. Ora, per esempio, vedete qui un libro di conti, un quadernetto di mi Franceschina Corner, di certe mie cose le quali m'accadono a dover far nota per mia memoria per lo star fora di mio marito. È un libro di conti ed è scritto, guardate, in scrittura mercantesca, cioè è la scrittura tipica dei mercanti che comincia nel 300 in ambito toscano e diventa la scrittura tipica dei mercanti anche per Venezia e dovunque, la scrittura mercantesca. Ora, sono documenti che sono emersi da poco perché prima non si cercavano, sono in genere nelle fonti notarili e che raccontano storie dal basso, ce ne sono varie, che hanno condizionato però l'intero sistema produttivo ed economico. Cosa ci hanno detto per esempio gli studi di Linda Guzzetti, ma questo per esempio è stato studiato anche da uno studioso che è Vittorio Formentin, che c'erano investitrici di denaro. Ora, per esempio nel 300, alla fine del 300 e per l'inizio del 400, le donne erano il 40% degli investitori. Una cifra mica da poco. Investivano meno, ma non ci interessa la quantità, il fatto che investivano e partecipavano, per esempio, alle colleganze alla possibilità di armare le navi. Erano prestatrici di denaro, soprattutto in un circuito di microcredito, nel vicinato, nella parentela. Pensiamo appunto a una piccola economia di scala. Erano mercantesse, molte figure di mercantesse sono qui a Venezia che avevano uno statuto speciale di autonomia amministrativa, ma anche imprenditrici, perché è stato studiato, di 2 donne di borghesi, anzi meno che borghesi, una era addirittura una schiava, in associazione con Caterina, che avevano investito in una compagnia per la lavorazione e la distillazione di sostanze come zolfo, cinabro, arsenico e canfora. Lo facevano loro. Per dire, ma non voglio tirarla a lungo, su questi casi sono stati studiati, ovviamente abbiamo molte donne che lavorano le fiolarie nel vetro, soprattutto nella realizzazione dei paternostri che erano i grani del rosario. Insomma, quindi in tutti questi lavori, ne ho citati solo poco, è chiaro che dovevano sapere in qualche modo destreggiarsi con i conti, le cedole, quindi un po' di alfabetismo è proprio stato spinto dalla civiltà mercantile. Ma come si riusciva a conquistare questa confidenza con le lettere? Mi piace citare, a livello molto diverso, un umanista che è Matteo Palmieri, che suggeriva alle madri e alle baglie di dare ai bambini, per un po' di istruzione alfabetica, delle ciambelle a forma di lettere alfabetiche e per farle quindi imparare giocando. Ma in realtà la maggior parte delle persone dei ceti anche più bassi ma normali imparavano così, con una tavoletta di legno su cui era inciso o era incollato un foglio manoscritto in tempi non di stampa, di pergamena, con le lettere dell'alfabeto. Qui vedete un affresco toscano di Benozzo Gozzoli. Purtroppo questa è la tavoletta invece che
Perché mostro questa che è inglese? Perché l'unica sopravvissuta, la più antica, è del 500, e perché in Italia non è sopravvissuto nessun oggetto di questo genere, perché veniva consumato, eppure venivano venduti dagli ambulanti, dai cartolai, da gente. Però appunto, dato l'uso, perché delle volte, ecco, il problema è che noi facciamo storia, ma come dire, è difficile trarre dei bilanci su oggetti che sono scomparsi ma che erano diffusissimi, e per fortuna l'iconografia ce lo dimostra. Ecco, qui vedete per esempio, siamo nel 500, un dipinto di Schedoni, vedete questo bambino o bambina, forse sembra più una bambina, che ha in mano di nuovo la tavola. Vedete il venditore, l'ambulante, che ha queste tavolette attaccate nel cesto, perché erano proprio gli strumenti di prima alfabetizzazione. Un'immagine di nuovo inglese con questa bambina che ha in mano la tavola. Chi consegnava questi oggetti? A chi stava questa prima istruzione? Stava alle madri e alle nutrici, e ovviamente in lingua volgare quando diventano le testimonia come sono rappresentate questo tipo di istruzione che avveniva in casa. Dalla Vergine che ha in mano, vedete, che dà in mano al bambino la tavoletta, e noi qui abbiamo molte rappresentazioni proprio che rappresentano questa istruzione che avveniva in casa. Questa, vedete, è una miniatura di un codice inglese, invece questa è una rappresentazione di Pietro da Talata, che è un toscano del metà 400, bellissima, vedete la tavola con le lettere dell'alfabeto. Oppure c'è Sant'Anna che insegna alla Vergine. Ma con la stampa, ecco, con la nascita della stampa, c'è un'accelerazione, una diffusione di questi strumenti di primo alfabetismo a stampa. La stampa degli abecedari, no? La stampa degli abecedari con o senza tavola. Qui ne vedete alcuni. Per darvi un esempio del fatto che purtroppo questi oggetti sono scomparsi, questo che nell'inventario di un libraio veneziano della fine del 400, Francesco De Madis, era segnato in questo inventario che aveva venduto 659 copie di questo. Bene, questo è sopravvissuto in un solo esemplare che è nella biblioteca di Monaco. Vedete, biblioteca del bene, per dire che tutti questi oggetti che ci parlano della vita quotidiana e che quindi ci fanno capire che cosa veramente, come veramente si potevano istruire i bambini e a casa, sono quasi tutti scomparsi. Bisogna però farne storia. Bisogna farne storia. Ecco, è un altro esempio che vi ho mostrato. Ecco, la civiltà tipografica fu un grande alleato delle donne. Io su questo ho scritto molto, perché vedete, mentre i moralisti, gli ecclesiastici, gli intellettuali hanno guardato, non tutti, ma i moralisti e gli ecclesiastici, molti, hanno guardato all'invenzione della stampa, alla diffusione della stampa con preoccupazione, perché la cultura che andava in mano, proprio le donnicciole e anche agli uomini, erano viste come un pericolo. Invece i tipografi, che volevano guadagnare di più, no? Anche per stampare libri magari di maggior portata, si indirizzarono alle donne e offrirono alle donne, questo quindi è la nascita del pubblico di lettrici, una serie di prodotti ovviamente in volgare. E una studiosa americana, qui molti anni fa, ma la cito perché il suo libro fu veramente importante per farci capire questo, è stata la storica appunto Elisabeth Einstein, che ha scritto nel 1980 questo volume, poi tradotto anni dopo in italiano, La rivoluzione inavvertita alla stampa come fattore di cambiamento. Cioè quello che prima era trasmesso oralmente o circolava in manoscritti spesso in latino, molti saperi, molte tecniche, molte informazioni ora venivano diffuse in volgare. La cosa più importante è questo, e che su questo sottolineo,
Chi non poteva seguire le lezioni di un maestro, come le donne, a questo punto gli opuscoli, soprattutto i libri certo, ma soprattutto queste piccole pubblicazioni, queste sono di 2 pagine, talvolta 4, qualche volta un foglio solo, diventavano strumenti di autoapprendimento appunto per aspiranti autodidatti, e le donne erano soprattutto, quindi rubavano con gli occhi, io dico sempre, perché vedete, prima si dice l'alfabetismo era l'analfabetismo era comune, certo, ma perché la trasmissione delle informazioni, dei saperi avveniva attraverso il latino, e che quindi tagliava, e soprattutto gli studi anche di perfezionamento, che tagliava fuori la gran parte delle persone e soprattutto le donne. Cioè anche l'umanesimo, che affermava la dignità anche intellettuale delle donne, quindi era favorevole all'educazione femminile, tuttavia praticava una raffinata cultura attraverso i discorsi e i confronti erano in latino. Quindi questa apertura intellettuale verso le donne nella realtà si trasformava in esclusione. Quindi se uno snodo, abbiamo visto prima, fondamentale qui a Venezia fu di spinta verso l'alfabetizzazione delle donne, fu il mondo mercantile, che utilizzava già il volgare, perché certo i mercanti non scrivevano in latino e non conoscevano il latino. Poi, ecco, l'altro step importantissimo è proprio la stampa che si diffonde e che spinge l'alfabetismo non solo nelle classi dei mercanti, nelle donne, ma degli artigiani, delle manifatture e delle botteghe. Quindi chi guadagnò, io dico chi guadagnò davvero della circolazione della stampa, furono soprattutto le donne e il mondo del fare, gli appartenenti al ceto medio degli artigiani. Ecco, quindi come impararono le donne, a parte iniziare a vedere, a usare la tavola a casa, la tavoletta? Dobbiamo ricordare che lo scritto a questo punto, soprattutto a Venezia, era diffuso dappertutto, in ogni scambio, nelle registrazioni, nella contabilità delle meti, ma anche sui muri della città. Ricordo che c'erano i bandi appesi, i cartelli infamanti, i proclami, quindi le insegne delle botteghe, quindi un po' di alfabetizzazione si vedeva anche, si imparava, si apprendeva, sempre con rubare con gli occhi. Le donne potevano frequentare a Venezia, qualche fanciulla sì, qualche libro, qualche scuola di abaco, scuola proprio per chi doveva conteggiare nelle botteghe, soprattutto se erano nelle famiglie, se faceva parte del figlio di un commerciante. Ma una cosa da continuare a ripetere è che il lavoro in ambito medievale di prima età moderna aveva una struttura fondamentalmente familiare. Noi non troviamo nomi maschili, nomi femminili, perché per diritto appunto in genere l'attività era registrata sotto il nome del capofamiglia, ma sappiamo che in tutte queste attività partecipavano le donne come i bambini. E che il mondo degli alfabetizzati era lo stesso di quello dei non alfabetizzati. Dentro la stessa famiglia qualcuno sapeva leggere e poteva trasmettere queste competenze, per esempio un fratello o una sorella. Infatti volevo citare questo ricordo di Moderata Fonte, una scrittrice poi borghese peraltro di classe cittadinesca veneziana, che ha scritto che lei, che era andata un po' di istruzione l'aveva avuta nel monastero di Santa Marta, ma che poi aspettava il ritorno dal fratello da scuola per farsi ripetere tutto quello che aveva imparato. O si imparava in bottega o si imparava col marito che lavorava, insomma erano questi luoghi di istruzione. Vedete qui per esempio un testamento di una donna, che è Sapienza Salvador, del 1505, guardate, questa è di nuovo la scrittura mercantesca, che i paleografi dicono che adesso a questo punto era già arretrata, ma questo a noi non interessa che questa donna scriva, ed è la vedova di un lavoratore del comparto della lana e anche di un settore abbastanza umile, il pettinatore finale, insomma, delle lane. Eppure lei scrive, anzi orgogliosa, perché dice che
è scritto di suo pugno, ripetuto, ed esprime le sue volontà. Quindi lei l'ha imparato come? L'ha imparato in bottega, l'ha imparata lavorando attraverso questi scambi che avvenivano. Ora, questi scambi, ricordo a questo punto che e questi strumenti di autoapprendimento che adesso vedremo. Ricordo che Venezia era la capitale della stampa, che il 60-70% di tutto quello che veniva stampato in Europa veniva prodotto qua, soprattutto fino alla prima metà del Cinquecento. Quindi, cosa voglio dire? Faceva la differenza per le donne vivere in un luogo come questo, dove si poteva avere contatto con opuscoli a stampa, per esempio venivano venduti dagli ambulanti proprio sul ponte di Rialto, nelle ceste, quindi qualsiasi donna poteva comprare anche a pochi soldi una cronachetta, un'istruzione e dei materiali che adesso vi faccio vedere. Proprio perché a questo punto la stampa, potremmo dire, inventa un nuovo genere che è il libro di istruzioni, come i tutorial, che adesso io dico che c'erano come delle specie di tutorial che insegnavano a fare molte cose, vediamo. E ovviamente cosa intendo per lettura? Non intendo la lettura come noi la intendiamo, cioè di prendere pagina, seguire riga per riga, no, bastava afferrare qualcosa, quel tanto che serviva alle proprie necessità, anche necessità di mestiere, imparare qualche cosa che poi si metteva in pratica anche per guadagnare. Vediamo alcune, e l'altra cosa che sottolineo è che la stampa, i caratteri a stampa erano molto più leggibili della scrittura manoscritta, e questo fece la differenza, soprattutto quando poi erano in stampatello, come adesso poi gli analfabeti o quelli che hanno difficoltà anche scrivono in stampatello e leggono meglio quei caratteri a stampa. Ora vediamo le tipologie. Oggi vi ho portato proprio delle tipologie. Stampa che produce strumenti di autoapprendimento, di imparare a leggere e a scrivere praticamente da soli, senza maestro. Vedete, opera nuovamente stampata, la quale insegna maestrevolmente con nuovo metodo d'arte a leggere, alle grandi e piccoli, alle donne che niente sanno, in termini di 2 mesi, 2 o più, secondo l'ingegno. Ecco, come vedete c'era la serie delle sillabe. E proprio questo che è tagliente, praticamente un divulgatore del tempo, dà del tu a chi prende in mano questi opuscoli di pochissime carte e gli dice proprio: prendi, leggi, comincia a leggere prima le lettere dell'alfabeto, poi le sillabe, vedete la pagina delle sillabe, e vedete come nell'altra immagine che vi ho messo, come la gente usava, donne e uomini, usava questi strumenti che infatti anche questi sono rarissimi, sono scomparsi. Vedete, ricopiava, usava, vedete, scriveva proprio lì nello stesso foglio, si esercitava ricopiando le lettere dell'alfabeto e così senza maestro imparava pian piano, aiutato da qualcuno che ne sapeva o qualcuna che ne sapeva di più. E vedete qui, ecco, in uno di questi libri, chiamiamoli calligrafici di scrittura, abbiamo una nota bellissima. Quando l'ho trovata sono saltata dalla gioia, perché vedete è la nota di questa ragazza Angelica, veneziana, figliola di Madonna Anzola, maestra da scuola da imparare a leggere, cosire e a scrivere. E vedete che anche lei si esercita con la serie delle lettere alfabetiche. La scrittura è una scrittura ancora poco esperta, ma anche qui i paleografi direbbe non sa bene allineare la scrittura, ma non importa, sa scrivere. E questo è un libro che è molto diffuso in mano alla maestra Giovanni Battista Palatino, Nuovo modo di imparare a scrivere. E erano strumenti questi molto usati, molto in mano dalle maestre che ci sono molte maestre che imparano anche qui a trasmettere queste poche istruzioni di alfabetismo
di ceto medio anche basso, proprio per anche guadagnarsi da vivere. Qui vedete una bellissima immagine di un disegno di Polidoro da Caravaggio del primo 500, 1524-25. A fianco vi ho messo il gioco di maestra di Madonna Bernardina, maestra da scuola. Certo, le maestre erano una sorta, chiamate a Venezia maestre dei putti, erano frequentissime, stavano in tanti campielli, per esempio all'aperto, un misto tra babysitter, diciamo, e una prima istruzione, però un po' di, vedete che hanno le tavolette, e questo è un gioco, una stampa seicentesca. Molti sono gli opuscoli che sono stati stampati, tantissimi, proprio capite questa stampa alleata delle donne dei ceti umili per l'istruzione elementare. E ne vedete alcuni, insegnavano a tenere in mano la penna, la penna poi bisognava tagliarla perché era la canna d'oca, quindi insegnavano anche come fare, ma proprio seguivano come proprio un tutorial. Adesso prendi la penna, fai il tratto, cioè proprio la descrizione di questi, io ne ho scritto, ho riportato anche alcuni, sali su con la penna, scendi giù, è bellissimo perché è proprio come un tutorial. Vedete questo luminario in cui si vede, appunto, l'ho tratto lì poi l'immagine, questa donna che inizia a scrivere, e Giambattista Verini scrive, fa queste rime rivolte alle fanciulle virtuose da bene: composto questo sol per vostro amore, il quale insegna a far littere belle, che sia per voi utile onore, scrivere imparerete bene e presto, senza dover stare sotto un maestro. Ecco, questo è quello che succede, cioè il fatto di accelerare questa istruzione per chi non poteva accedere a un maestro, a un'istruzione formale e canonica. E quindi si destreggiavano coi caratteri a stampa. Questi materiali, questi strumenti erano utili anche per le tipografe, un mestiere che qua a Venezia, dato che era la capitale della stampa, vede molte presenze femminili, ovviamente molte del mestiere, cioè figlie o mogli o vedove di tipografi, no? Come dicevo, sono mestieri che riguardavano le famiglie, le strutture familiari. E qui vi ho portato un colophon, cioè la pagina finale di un libro stampato da una di queste, che a Venezia ce ne sono varie, il Cinquecento, Elisabetta Baffo Rusconi, vedova di Giorgio, tipografa e editore, un'opera di Caduceo, il libro del Pellegrino. Un'altra tipologia di materiali rivolti anche alle donne, molto alle donne, erano gli opuscoli, sempre parliamo di piccoli opuscoli, per insegnare come scrivere le lettere. Le donne scrivevano tantissime lettere da sempre, dal 300 abbiamo, perché poi qui a Venezia che dovevano colmare le distanze coi mariti nelle colonie, poi anche le guerre, tutto, quindi allora c'era un genere anche di vedete, opera amorosa che insegna a comporre lettere e a rispondere a persone d'amor ferito, ovvero in amor viventi. Servivano a istruire come ci si rivolgeva a un amante, a un marito o un pretendente, cioè in qualche modo insegnavano anche l'arte di regolarsi tra i sessi, tra i rapporti tra i sessi. Ecco, però quello che a me è stato più a cuore invece quegli altri generi di modelli di lettere per tutti gli usi quotidiani. Le mogli che scrivono ai mariti, ce ne sono di bellissime che dicono, per esempio ce n'è uno, ho pubblicato una di una moglie che dice al marito che è a Costantinopoli e dice torna perché abbiamo i figlioli e poi ricordati, e gli dice anche ne abbiamo denaro abbastanza, che è interessante come l'etica, cioè non devi per forza fare ancora più ricchezza, e poi ricordati che io sono ancora giovane, come a dire mi lasci da sola, fatti tuoi, insomma, degli esempi di lettere. La sorella che scrive al fratello, una cittadina che scrive a un'altra cittadina, si imparavano che cosa? Come intestare, che appellativo dare alle persone a cui ci si deve rivolgere, un ecclesiastico, un prelato, come ci si doveva firmare, modelli anche di formule retoriche da usare, quindi della cultura che dall'alto scendeva verso il basso per essere usata tutti i giorni.
Questo perché, e sono diffusissimi questi rivolti alle donne, perché le donne scrivono tantissime lettere, negli archivi è pieno di lettere di donne, proprio perché dovevano appunto gestire le famiglie, gestire anche i sentimenti, i rapporti affettivi delle famiglie, magari disperse appunto con le persone, con i mariti che stavano lontani, e questo diventerà un genere anche letterario tipicamente femminile dal Cinquecento in poi, tanto, vedete, la sorella scrive al fratello, vi ho mostrato una di queste, ma tanto da che c'è una ricaduta nell'iconografia, cominciamo ad avere tantissime immagini di donne che scrivono. Inutile ricordarvi il Vermeer, ma questo per esempio, vedete, si riferisce poi, è una immagine cinquecentesca, una miniatura del manoscritto, alle eroidi, le lettere che scriveva a dire Ovidio, ma che vengono riprese continuamente. Per i bisogni della civiltà mercantile vengono pubblicati e vengono utilizzati anche dalle donne i libri per far di conto e affrontare problemi matematici. Ecco, vedete il libretto di Abaco, nuovamente stampato, i libri di Abaco, appunto, vedete che c'è anche un'immagine come usare le mani per fare i conti, no? Si usavano una volta, bisognava essere veloci, no? Fare anche adesso, utilissima a cada uno per imparare per se stesso senza maestro, è questo che di nuovo viene ribadito. Ecco, fino adesso devo dire, io quando ho trovato questa nota manoscritta di una donna, anche qui ho gioito, perché nessuno mai ha detto nella storia della lettura che i libri di partita doppia venivano utilizzati alle donne, ma qui a Venezia venivano utilizzati alle donne. Ecco, questa nota che vi ho messo è tratto da un libro di partita che insegnava a fare la partita doppia, cioè registro ingresso e entrata e uscita delle spese, e qui questa donna, Prudenza, ho ricevuti, vedete, è una donna certamente di ceto basso, ho ricevuti 10 ducati, ma insomma ha usato questo libro. Questi libri poi appunto mostravano dei mestieri femminili per risolvere, vedete, 3 femmine vanno al mercato a vendere le uova, una ne porta 50, l'altra 30, l'altra vende, ne vendono tante, quanto ne rimane? Sono bellissimi questi libri perché hanno proprio delle risoluzioni alla fine, ne ho mostrato solo uno giusto per... c'erano anche rivolti alle donne degli opuscoli che servivano a imparare un po' di lingue straniere, quelle che servivano qua a Venezia per esempio, e che c'è una tradizione veramente lunghissima di questo solennissimo vocabolario che nasce proprio nel fondaco dei tedeschi, che proprio per dialogare con questo ambiente che era, sapete, è stata la prima grande colonia di mercanti stranieri a Venezia, e quindi imparare ed era rivolto, come vedete scritto, a imparare a leggere ad artesani e donne. Questi sono molto belli, questi libri, perché non sono dizionari, ma sono modelli di conversazione, hanno delle frasi che riguardano gli usi comuni e poi un'attenzione enorme è a tutte le tipologie di donne, dalle amanti, le amasie, le drughe, che in termine tedesco è le amanti, alle regine, alle comari, eccetera. Molto bello, e vedete che circolavano delle altre, come imparare la lingua schiavonesca, certo, perché gli schiavoni erano qui e in più si viveva nelle colonie, come anche circolava opera che si dilettasse da far domandare ciascuna cosa in turchesco. Ecco, l'altra popolazione con cui i veneziani ebbero molte relazioni di vario genere. Moltissimi sono i libri di ricami che vengono stampati a Venezia, e non solo, ma la capitale è Venezia. La capitale è Venezia perché a Venezia qui, tra l'altro, si dice che sono le donne
le donne che inventano un nuovo tipo di ricamo, quello bianco, non più i ricami sfarzosi, che tra l'altro erano fatti solo dai ricamatori maschi nel 400. Nel 500 invece per il cambio di abbigliamento si usa la camicia, si vuole dei ricami che si staccano e si lavino, cosa che i ricami d'oro e di pietra preziosa non consentivano. E qui a Venezia inizia una produzione enorme che verrà esportata, che darà molta ricchezza a Venezia, fatta dalle donne in laboratori che vedete, delle volte laboratori anche organizzati dalle patrizie nei palazzi, o lavoro domicilio in cui le donne avevano un collegamento con un mercante, come veniva anche per la seta. Quindi moltissimi sono questi libri, uno studioso ne ha contati 400 edizioni, scomparsi, anche questi, scomparsi veramente, sono rarissimi. Ho dovuto fare delle ricerche per recuperarle all'estero, perché cosa dicevano le istruzioni, i tutorial alle donne? Dicevano: prendete il ricamo che vi piace, che volete fare, lo staccate la pagina, lo mettete sulla tela, forate con l'ago, poi fate lo spolvero con il carbone, oppure proprio comunque in realtà. Quindi sono i pochi che sono rimasti, hanno quasi pagine che nascono per essere staccate, e quindi per quello che si sono anche distrutti, e che servivano non solo a fare le bordure delle camicie, ma anche a fare le lavorazioni che facevano le donne: polsini, colli, veli, manti, guande, cuffie, borse, fazzoletti, ma anche arredi della tavola e delle sedie, della biancheria di casa, i tessuti da parete e anche i tessuti di paramenti delle chiese. E quindi, quando vi dicevo questa esposizione al bello, perché è cambiato il gusto e si vogliono questi e quindi questi libri si rivolgono alle lavoratrici, che sono tantissime. Voi sapete che poi si è organizzato proprio una manifattura che è andata a finire anche nell'isola, ma anche in serie, poi soprattutto con i ricami a tombolo che erano molto più veloci, proprio una manifattura di massa che ha coinvolto moltissime donne, ma anche rivolta alle donne acquirenti, le donne che volevano aggiornarsi, perché queste hanno una vita, questi libri vanno avanti per tutto il 500, anche 600, nei ricami più nuovi e più belli e più di moda. Ora, la cosa interessante è che anche questi libri erano degli strumenti di alfabetizzazione, perché tutti questi libretti avevano le serie alfabetiche da ricamare, ed è nato qui un rapporto, ricamare col lago, molto intenso con le donne. Cioè questo ricamo delle lettere alfabetiche è diventato una connotazione, come dire, tradizionale del lavoro delle donne, del lavoro e dell'esercizio delle donne. Allora, che gli imparaticci, no? Quelli che venivano fatti, ce li abbiamo spesso, insomma, le nonne o mia madre per esempio ne faceva tantissimi, e che venivano fatti per il corredo, ma anche su richiesta. Per esempio, una donna lavorava per fare un corredo ad una donna con più possibilità, o un uomo che voleva anche al tempo le proprie iniziali ricamate, quindi anche per guadagno. Purtroppo anche in questo caso, vedete, il mondo anglosassone è stato più generoso di testimonianze. Questo è il più antico che è stato mantenuto, che è al British Museum del 1598 e anche dopo, e noi cominciamo a avere imparaticci, in inglese si chiamano sampler, soltanto dalla fine del Settecento, e conservarli, ma era proprio un esercizio comune a quasi tutte le fanciulle, che imparavano a leggere e scrivere e cusire, come avete visto in quella nota, no? Volevo farvi vedere come anche l'iconografia cambia, l'annunciazione secondo 500 comincia a avere, oltre il libro, il ricamo. In questo caso il ricamo addirittura, siamo alla fine del 500, a tombolo. Ma oltre a questi abbiamo altre tipologie
di opuscoli che venivano utilizzati alle donne e che quindi le donne imparavano per i loro mestieri, le loro attività, quelli che riguardavano la gestione domestica della salute dei bambini e della famiglia. Che vi ho messo questo libretto delle malattie degli Putini, dei Fantolini, vedete, Rimedi dei Fantolini, del 1486, che è un volgarizzamento di un'opera latina di questo medico Paolo Bagellardo, in poche pagine, che, come dice, vedete, legge, fatto a complitenzia di molte donne in volgare, fatto per le necessità di molte donne, e all'interno ci si rivolge proprio alle madri, le nutrici, per come si allatta, come si dà da mangiare ai bambini, come si risolvono le loro malattie. A fianco vedete un ricettario di Galeno tirato in ballo, anche se non c'entra niente, ma perché era un'autorità, ottimo e probato a molte infermità che accadono a uomini e donne di dentro e di fuori i corpi. E anche questo, insomma, opere di primo, come di pronto intervento, che era usato alle donne che gestivano la salute familiare. Ma non solo, ci sono istruzioni per donne che erano, come dire, guaritrici, soprattutto dalla seconda metà del Cinquecento qua a Venezia, quando c'è sapete, la specializzazione degli ospedali per i sifilici da una parte, per i poveri dall'altra, ecco, fondate tra l'altro da molte donne, troviamo molte donne dentro che sono guaritrici, alcune anche come questa Marietta Colocchi, che nella documentazione del magistrato alla sanità è registrata come medica, quindi lei professava come medica, era certificata come medica, era la moglie di un medico, ma lei, anche quando il marito al Lazzaretto Vecchio muore, lei continua, e qui vedete le ricette, le sue ricette, è un foglio stampa, anche qua, sopravvissuto in un unico esemplare, unico, ma probabilmente chissà quanti materiali ci sono di questo genere, e che attesta appunto questa sua pratica e pratica di molte altre. Ricordiamoci poi che nei monasteri, anche nei monasteri femminili, c'erano delle spezierie e quindi le donne imparavano anche, e poi uscivano dalla prima istruzione, imparavano molti segreti officinali, e la tradizione del sapere femminile delle erbe è molto conosciuta, inutile dire. Qui vi ho messo, non è veneziana ma è padovana, Camilla Erculiana, perché è una speziale famosa del Cinquecento, che addirittura ha scritto un trattato di filosofia medica, cioè di medicina, di botanica, ma anche sappiamo che anche qui a Venezia c'erano delle donne che lavoravano nelle spezierie. Alcune opere sono ovviamente rivolte alle comari levatrici. Questo è un libro famosissimo, il libro nel quale si tratta del parto dell'uomo e di tutte cose, che si rivolge proprio alle comari. Chiaramente le comari non tutte erano pienamente alfabetizzate, ma qualcuna ce n'era, o comunque riuscivano, anche ci sono le figure in questo libro, quindi c'è la figura dell'utero, le figure del feto, eccetera, le figure riuscivano ad afferrare qualcosa. Ecco, io sottolineo sempre che si tratta di afferrare, di una alfabetizzazione anche parziale, ma che era sufficiente a poter esercitare, per esempio, questo mestiere. Vengo alla fine, che non voglio tediarvi. Una serie di libri, poi di libretti, erano diffusissimi e utilizzati da molte donne, che sono i libri dei segreti. Ora, questi libri dei segreti, è una tradizione chiamata libri di segreti, poi hanno titoli diversi, era una tradizione medievale molto antica, che riuniva saperi alchemici, medici, di conservazione degli alimenti, ma che appunto con la stampa e con il primo Cinquecento vengono rielaborati in una versione molto più divulgativa,
molto più semplice, in volgare ovviamente, e quindi troviamo questi libretti, anche qui di poche carte, che cosa portano? Ricette per fare le confetture in casa, ricette per scacciare i pidocchi, ricette per fare i profumi, moltissime ricette di bellezza, creme, togliere le lentiggini, fa più bella la pelle, acqua rosata, tutta una serie, tingere i capelli, ma anche ci sono molte ricette di salute e anche collegate alle questioni, diciamo, della sessualità. Come aiutare una donna a partorire, ma come vedere se è vergine o meno, come indovinare il sesso, quindi saperi, capite, anche mescolati, non saperi solo alti, ma saperi anche come in qualche modo impedire una gravidanza, insomma tutta una serie, insomma, tutti insieme questi libri molto utili, che erano utili a chi? A tutte le donne, le massaie, il massere qua si dice, alle donne che dovevano occuparsi della conservazione degli alimenti, alle cuoche, perché molte erano ricette di come fare gli sciroppi, che venivano anche venduti, che le donne vendevano, tutte queste alimenti, ma come venivano quindi al massere, cuoche, eccetera, ma anche le cortigiane, che dovevano mantenere la propria bellezza, dovevano mantenere con le creme, dovevano tingersi i capelli di biondo, vedete l'immagine famosa, no? Si mettevano degli impiastri incredibili per spesso sterco di colombo e acidi, eccetera. Sono bellissimi le ricette, che come togliersi i peli, no? Usa calce viva, ma dopo mezz'ora togli tutto, vabbè certo, perché la calce viva toglieva veramente. Sono dei libri meravigliosi. Ecco, vi ho messo anche questo per dire l'orazione perché ho messo la Madonna di Santa Marta, perché questa orazione, come in qualche altra, Madonna Santa Elena, era usata dalle fattucchiere, le erbere, qua si diceva, no? Venezia, ma anche questi sono mestieri, cioè erano possibilità per le donne di guadagnare soldi, di riuscire a mantenersi o a sopravvivere facendo incantesimi d'amore. E come li facevano? Ecco, l'abbiamo saputo, ahimè, dai processi inquisitoriali del secondo Cinquecento, perché prima non c'era un problema, poi l'Inquisizione comincia a voler capire se queste donne fanno maleficio, perché magari il vicino l'ha così ha denunciato, ecco, e vanno a vedere, e si vede che usano molto, cioè quindi loro acquistavano dai tipografi, o in alcuni casi facevano stampare dei tipografi, come dire, molto semplici, questa orazione, che dovevano leggere ad alta voce, spesso con la candela in mano, facendo una performance orale, no? E quindi la storpiavano probabilmente, ma non era quello. Vedete che dice infatti: la dirà, ovvero la farà dire con devozione ogni grazia che domanderà, per amore di quella gli sarà conceduto. Questo era proprio il preambolo, quindi si domanda a lei di fare questo, di far innamorare questo uomo che è renitente, quindi tutti strumenti che servivano a guadagnare dobbiamo pensare anche a queste donne, quindi donne comuni, massere, cuoche, erbere, fattucchiere, opuscoli che vedete, edificio di ricette, che mostrano come la casa era un laboratorio, perché era un laboratorio dove anche molte donne estraevano sostanze per esempio gli usi sanitari, ma anche si vede un pochino le ricette per le donne che quando hanno filato le acce, che sarebbe le corde, le cordine, sappiano tingere in più colori. Ecco, c'erano ricette per la tintura. Qui ci sono ricette per fare berrettini, per fare calze, berretti, calze, e quindi poi che venivano anche venduti non solo per
per l'uso familiare, ma anche per la vendita. Ecco, quindi qui volevo concludere, quindi un'alfabetizzazione funzionale che mostra come le donne furono partecipi del Rinascimento culturale, fruttrici di queste opere a stampa, e se ne servirono per comprendere meglio il proprio ambiente e poi avere la possibilità di interagire al loro contesto di vita, avere una certa autonomia economica, insomma di vivere in maniera più attiva e consapevole. Grazie. Se ci sono... Sì, certo. Io ne ho parlato molto su questo mio ultimo lavoro, alle donne che niente sanno, quindi se... Grazie e complimenti perché è stata molto esaustiva e molto, diciamo, dettagliata nell'esposizione. Volevo solo evidenziare una cosa credo abbastanza importante durante il periodo della Repubblica Veneta veneziana, e diciamo che Venezia era sempre all'avanguardia, no? In tanti settori, in tanti aspetti, e una di queste, per quanto riguarda le donne, che prima si è parlato di alfabetizzazione, di conta, di numeri, devo dire che sì, i mariti tante volte davano la delega, prima ha parlato appunto poc'anzi di questo aspetto, però le donne, in base al diritto veneto, avevano la personalità giuridica. Quindi sì, magari il marito, io vado all'archivio di Stato, ho trovato documentazione su questo, c'era il diritto veneto e la donna aveva, è una delle cose che la Repubblica, diciamo, si poteva vantare, e quindi potevano tranquillamente, in caso non avessero avuto il marito o mercanteggiavano per conto loro, firmare tranquillamente i documenti. Questo glielo do per certo perché sono decenni che ci vado, per cui insomma ne so abbastanza. Non se ne sa mai abbastanza, comunque su questo aspetto sono sicura. Potevano firmare tranquillamente i documenti. La ringrazio e... Non mi pare che sia così. Avevano delle deroghe rispetto al resto d'Europa perché potevano gestire i loro beni, questo sì. Le donne gestivano, ma i loro affari no, se non erano vedove. Vedove sì, erano autonome amministrativamente, ma altrimenti no. Ma la differenza è che erano tutrici dei figli, e questa è una differenza grandissima. L'altra è che potevano gestire i loro beni, quindi trasmettere i beni nel testamento. E vediamo infatti che le donne veneziane fanno tantissimo testamento, molto più che gli uomini, e i testamenti femminili a Venezia sono tantissimi rispetto al resto d'Italia. Quindi questo sicuramente potevano gestire i loro beni. Tant'è, e questo era garantito dalla Repubblica, anche la restituzione della dote, tant'è che a un certo punto, mi pare che sia il 1538, ma potrei sbagliarmi nella data, la Repubblica fa una legge che dice che i mariti non dovevano essere presenti dal notaio quando le donne dettavano le loro ultime volontà nel testamento, o non dovevano intervenire, che è una cosa veramente grandissima. La Repubblica, è vero, ha tutelato moltissimo le prerogative delle donne, e non a caso qui abbiamo una vivacità femminile notevole. Abbiamo qui alla fine del 500, è stampato nel 600, ma sono i primi 2 trattati protofemministi importantissimi che tutta Europa studia, il trattato di Lucrezia Marinella e il trattato di Moderata Fonte, proprio, quindi qui che testimoniano come c'era una consapevolezza femminile
che in qualche modo era tutelata anche dalla Repubblica. Sì, ma dipende da che forma. I contratti, se erano vedove, certamente li firmavano. Va bene, comunque. D'accordo. Se non c'è altro. Grazie mille.